Zoe Cavinato 35,86 per il primo passaggio ai 50 con Alessia De Luca lì vicina in corsia numero 4 che forse sorpassa in questo secondo tratto. Arrivano comunque appaiate alla virata dei 106 centesimi a dividerle ancora con la portacolori del CN in vantaggio su quella del Notto di Alessia in seconda posizione. Presentiamo la terza batteria conclusiva con Masa Margita Kuzovic alla 1, Emma Casetto alla 2, Anastasia Ricci alla 3, 4 Beatrice Mascotto, alla 5 Anita Bottazzo, alla 6 Michelle Crivelli, 7 Laura Unfer, alla 8 Giuliana Pesce. Situazione che cambia al 150 dopo il terzo tratto, questa volta sì che prende il comando Ale De Luca con 42,14 nelle ultime due vasche. Arianna Casarotto a portarsi in seconda posizione, lei la più veloce, 41,84. Quindi De Luca alla 4, Casarotto alla 3, Stanghellini alla 6. Alessia De Luca 2,41,52, Arianna Casarotto 2,42,50, Zoe Cavinato 2,44,65 al momento in quinta posizione, la Stanghellini al momento in sesta, ma per chiudere il turno abbiamo ancora una batteria.